La nostra necessità è quella di vedere veramente tutta la documentazione che è in possesso all'autorità di distretto e quindi alla commissaria per poter anche noi capire qual è la modalità con cui si sono svolti finora i vari stadi della progettazione. Una richiesta di accesso agli atti con destinataria all'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e a formularla con un atto congiunto sono 3 comuni, oltre a Crocetta del Montello anche Vidor e Moriago della Battaglia, questo perché l'area di indagine per la realizzazione del contestato progetto delle casse di espansione è stata estesa. Dagli atti presenti però sul sito del commissario straordinario non si capisce come e in che termini. Vogliamo capire sostanzialmente anche queste voci, questo allargamento che è scritto interesserà i comuni, maggiormente i comuni di Vidor e Moriago. Ci fa pensare, non so, vogliamo delle spiegazioni, quindi spero che questo accesso agli atti venga accettato e ci venga data una risposta in tempi brevi. Nell'atto sottoscritto dai 3 sindaci, con Tormene e Bailo, anche il moriaghese Loris Rizzetto, l'elenco degli atti di cui si chiede l'accesso è lungo e dettagliato. Le indagini geognostiche e analisi di laboratorio preliminari, poi gli esiti sulla modellazione in 2D fino a Ponte di Piave. E poi tutti i verbali delle riunioni tecniche dal 2022 al 2025, comprese quelle che hanno portato al decreto 8 del 23 dicembre scorso, ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 250 milioni di euro. Come mai c'è appunto una indagine già del finanziamento quando non abbiamo ancora un progetto definitivo? Insomma, è anche la tempistica che inquieta i sindaci che con questa richiesta di accesso agli atti tentano di fatto una manovra di emergenza. Di cosa stiamo parlando non lo sappiamo, è nostro dovere nei confronti di tutta la zona, di tutti i cittadini, è nostro dovere andare a chiedere cosa sta succedendo.